Eccoci qua, cari telespettatori, vi presento i nostri ospiti per l'approfondimento di questa sera. Allora, ben arrivato Agostino Bonomo, Presidente Confartigianato del Veneto, grazie di essere qui con noi. Ben arrivato Andrea Moscatoba, Segretario CISL Padova Rovigo, grazie Segretario. Giacomo Vendrame, Segretario Regionale CGIL. Buongiorno. Riccardo Dallago, Responsabile Territoriale UIL. Ben arrivato, Padova Rovigo. L'ingegner Pierluigi Dalla Pozza, direttore Vega Engineering, grazie anche a lei ingegnere. E poi abbiamo Ferruccio Righetto, responsabile relazioni sindacali della Confartigianato del Veneto, grazie anche a lei. Grazie. Quindi le parti sindacali sono ben presenti, la parte datoriale anche, e naturalmente per il capitolo che dedichiamo in questa occasione alle morti sul lavoro, l'istituto che se ne occupa, quindi Vega Engineering, fa delle ricerche, dei dati, delle analisi, fa anche prevenzione e formazione in ambito lavorativo, però nonostante la tanta prevenzione, le tante attività fatte, purtroppo gli incidenti succedono. E quindi questi sono i due capitoli odierni: da un lato come è cambiato il mondo del lavoro, quindi con le riforme che sono state attuate, con una maggior tendenza al pensionamento, entrano nuove figure, si sta riallineando secondo i dati europei oppure no? Ci sono degli dati proprio nuovi che emergono da questa giornata odierna per quel che riguarda l'Europa, ci sono altri elementi molto interessanti. La situazione dell'Italia non certo fa sorridere, men che meno il settore manifatturiero, che qui è ben rappresentato dalla Confartigianato. Neanche i dati occupazionali sono entusiasmanti, però per fare un po' di chiarezza e per vedere se si profila un futuro un po' migliore, come per esempio è stato per la Spagna, che cresce più di tutti i paesi europei in proporzione, con un PIL che si sta rimpolpando in modo significativo, vedremo di capire qualche cosa con i nostri esperti. Incominciamo questa trasmissione con il nostro filmato introduttivo, vediamolo. Il mercato del lavoro rialza la testa a marzo, con la disoccupazione in lieve calo rispetto al mese precedente e una ripresa del numero di persone che ha un posto, mentre scende il tasso dei senza lavoro tra i più giovani. Buone notizie dunque, soprattutto se si guarda la sola occupazione, tornata ai livelli del 2008. I dati dell'Istat certificano però come la disoccupazione resti sopra il 10% e lo stesso governo nel documento di economia e finanza di poche settimane fa è addirittura più pessimista, avendo stimato che a fine anno i senza lavoro saliranno all'11%. Se è vero che l'esercito di italiani a caccia di un posto si è ridotto, è anche vero che ci sono 2.600.000 persone che ancora cercano un lavoro, mentre gli oltre 130 tavoli di crisi aziendali aperti che mettono a repentaglio il futuro di 200.000 dipendenti non fanno ben sperare. Il nostro paese, d'altra parte, rimane in fondo alla classifica europea. Nel vecchio continente, peggio di noi per disoccupazione, ci sono solo Spagna e Grecia. L'esecutivo si è mosso col reddito di cittadinanza, i cui effetti si vedranno solo in futuro, e il decreto dignità è entrato in vigore lo scorso novembre con l'intento di ridurre il precariato, ma che mostra dati in chiaroscuro. Nei primi 3 mesi di quest'anno i tempi determinati sono diminuiti a favore dei permanenti rispetto all'ultimo trimestre del 2018, ma rispetto a un anno fa il dato di marzo non riflette ancora una crescita dei contratti a tempo indeterminato. Il decreto continua a non convincere gli industriali e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, è convinto che non migliori la qualità del lavoro. Non è che si crea lavoro nel Paese con un decreto che interviene solo sulle regole. Quando abbiamo un carico fiscale sul lavoro e sui salari dei lavoratori italiani che passa dal 70 al 120% e parliamo di salario minimo e di decreto dignità, evidentemente non abbiamo chiaro qual è il punto centrale dell'incremento del lavoro, dell'occupazione e dei salari nel Paese. A chiedere interventi più efficaci sono anche i sindacati, che insistono su uno dei fronti più caldi degli ultimi mesi, quello dei rider, i fattorini delle piattaforme digitali, una categoria di precari per i quali il governo si era impegnato per dare più tutela all'indomani del suo insediamento, ma che finora non si è tradotto in nulla di concreto. E allora cominciamo con lei, Presidente, per farci un po' un quadro della situazione. Si ritrova con i dati nazionali per quel che riguarda la Confartigianato, che rappresenta una realtà molto determinante nel nostro Paese, fatto di piccolissime realtà produttive. Beh, il macrodato nazionale è, rispetto a quello veneto è leggermente migliorativo. Sì, no, infatti per fortuna. Quella è una media. È leggermente migliorativo, perché questo è un territorio che ha come vocazione l'export, è forte nel manifatturiero, ha mantenuto questa peculiarità anche nel momento di crisi prima e di grande trasformazione dopo,
ha saputo trasformarsi anche da un punto di vista degli investimenti all'interno delle imprese in macchinari, in moderne tecnologie, nella famosa digitalizzazione, e ha saputo anche mantenere un buon grado di occupazione. Quello che oggi manca però è un percorso di formazione, perché quello che oggi si chiede ai lavoratori è di essere estremamente preparati in questi settori che sono in fortissima evoluzione, per cui il grande lavoro che dovrebbe fare anche il governo è nei confronti delle scuole, soprattutto delle scuole tecniche, e assieme anche alle associazioni di categoria che fanno dell'attività nei confronti delle scuole nel momento dell'orientamento scolastico, dare poi però di pari passo la possibilità che i laboratori di questi istituti tecnici, di queste scuole professionali, possano essere attrezzati e al passo con i tempi. Cioè, secondo voi comunque ancora il mondo della scuola è slegato da quello del lavoro, non è un trade union, non c'è ancora un rodaggio di questo tipo? No, non è così, anzi direi che con l'alternanza scuola-lavoro e con le riforme che ci sono state, sempre di più c'è un grande passaggio di informazioni piuttosto che di organizzazione, perché con l'alternanza scuola-lavoro, la prima alternanza scuola-lavoro che poi è stata rivista a mio avviso e a nostro avviso non in maniera migliorativa ma in maniera peggiorativa, i percorsi scolastici e i percorsi fatti in alternanza scuola-lavoro presso le imprese vengono fatti proprio in grande collaborazione anche nella scrittura dei programmi e nella scrittura anche dei percorsi che poi i ragazzi fanno all'interno delle aziende assieme alla scuola. La scuola ha fatto un grande salto di qualità, soprattutto le scuole tecniche, nel rapporto con il mondo del lavoro. Una volta era vero, c'erano due binari che correvano sempre paralleli, non si incontravano mai e le partite erano completamente autonome. Direi che negli ultimi 5-6 anni il mondo del lavoro con il mondo della scuola, soprattutto la parte tecnica della scuola, per cui gli istituti tecnici, gli istituti professionali e i CFP, con questi c'è un rapporto, almeno in questi territori, che è assolutamente quotidiano, e devo dire che la scuola si è messa in gioco in maniera assolutamente importante. Poi è chiaro che tutte queste iniziative camminano sulle gambe delle persone, c'è chi lo fa con più entusiasmo e con chi meno, però c'è un percorso che secondo me è irreversibile, perché con anche la nuova organizzazione della scuola hanno capito anche i presidi, che adesso si chiamano dirigenti scolastici, che questa è una via ineludibile proprio anche per avere una possibilità di offerta scolastica, e devo dire che il rapporto è sicuramente migliorabile, ma che ha imboccato una strada che è quella giusta. Il settore manufatturiero come sta andando? Perché ci sono dati contrastanti. Beh, il settore manifatturiero all'inizio dell'anno aveva grossissime preoccupazioni derivanti da un calo di richieste di preventivi importanti. Che è andato fino a febbraio. In alcuni settori specifici e molto specialistici addirittura con cali del 35-40%, un po' derivanti da una congiuntura internazionale sicuramente negativa, un po' derivanti da incertezza sugli investimenti, che però adesso si sta un po' controvertendo, c'è una richiesta ulteriore di preventivi ma anche di commesse che vengono firmate. È ancora presto per dire che stiamo uscendo da quel percorso da quel periodo di incertezza, perché i dati tecnici fanno presagire che magari sia perché si erano consumati le giacenze che erano nei magazzini, si sta ridotando il magazzino di quelle giacenze che sono sempre minime, perché sappiamo che il magazzino non lo fa più nessuno, ma si era proprio arrivati al fondo del magazzino. Per cui ci vorrà ancora un mese e mezzo per capire se è una situazione di ripresa un po' consolidata o se invece è un fuoco di paglia. Questo implica una ripresa anche dell'occupazione, secondo me? Sicuramente sì, poi non è così automatico che una ripresa delle commesse il giorno dopo abbia a che fare con anche una ripresa occupazionale, ma devo dire che quei dati nazionali, come ho detto all'inizio, sul territorio veneto sono sicuramente migliorativi, e qui c'è una disoccupazione che ha dei dati che ci dicono che non siamo come negli anni pre-crisi, che si diceva che la disoccupazione del Veneto era fisiologica, ma sicuramente non è così negativa come il resto del paese. Sono più, vabbè che è anche relativo, però occupazione a tempo indeterminato o tempo determinato, oppure c'è stata proprio una svolta epocale per cui non è più così netto il confine?
Beh, io sono d'accordo con il presidente Boccia di Confindustria quando dice, perché lo diciamo da sempre, lo diciamo credo tutte le sigle sindacali datoriali, che il lavoro non si crea per decreto legge, ma si crea perché ci sono commesse, perché quindi non serve riorganizzare, fare, brigare a questo punto. Poi è chiaro che tutto l'impianto legislativo sul tema del lavoro può aiutare, ma non è che uno assume perché c'è uno sgravio fiscale, uno assume perché c'è del lavoro da far fare, del lavoro da dare ai propri dipendenti, e poi lo sgravio fiscale sì, è assolutamente un beneficio, oppure quello che deriva da una normativa che possa essere migliorativa rispetto al rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, sicuramente è un qualcosa che può dare più competitività, ma uno non assume perché c'è una buona legge, assume perché ha del lavoro da fare. Ecco, detto questo, con il miglioramento di quello che è l'andamento economico non si assume a tempo determinato, ma si assume a tempo indeterminato. Dopodiché il consolidamento verrà in un futuro quando si ha la certezza di poter continuare a dare in maniera proprio costante e continuativa lavoro ai propri dipendenti. Prima di passare la parola ai sindacati, volevo soltanto chiedere, lei si esprime sempre da Presidente, quindi nessuna opinione politica le viene richiesta, ma i provvedimenti fatti fino adesso dal governo vi soddisfano? Beh, per quel che riguarda sempre la vostra posizione, quindi creare di incentivare i vari comparti. Allora, noi fin dall'inizio il decreto dignità lo abbiamo criticato in alcuni suoi aspetti, soprattutto per quanto riguarda la riforma del vecchio Job Act, che in alcune parti è stato peggiorato rispetto a quella che è poi l'applicazione della legge, per cui nel passaggio tra tempo indeterminato a tempo determinato il fatto che si debba dare una forte spiegazione, che la forte spiegazione non è l'incertezza della commessa, questo sicuramente è un passaggio che è stato peggiorativo da un punto di vista del datore di lavoro, che ha come sua linea maestra l'incertezza della commessa. Oggi abbiamo anche dei cicli di produzione piuttosto che dei cicli delle mode, piuttosto che della certezza di una commessa continuativa, abbiamo per contro proprio un'incertezza totale, perché tutto si macina in maniera molto più veloce e anche prodotti che prima potevano rimanere sul mercato per anni, oggi sappiamo che hanno dei cicli di vita molto più corti, per cui il fatto di poter avere una flessibilità proprio nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è una delle cose che del Job Act piaceva di più e che invece col decreto dignità è stata tolta. Dopo vedremo ancora di entrare più nello specifico. Segretario, lei alla luce di quanto è stato un po' esposto, come vede la situazione? Quindi sembra che siamo un po' usciti dal cuneo profondo. In termini di previsione, ovviamente non è semplicissimo avere un'idea chiara della situazione di prospettiva. Quello che però io mi sentirei di sottolineare è che guardare il lavoro dal lato delle quantità perde sempre un po' di quello che è il riferimento che va dato a questo importante ambito. Nel senso che oggi un interrogativo dobbiamo anche porcelo sulla qualità del lavoro che abbiamo. Perché il lavoro può anche aumentare, però se nell'aumento del lavoro aumentano i punti di debolezza delle figure che lavorano, il problema esiste. Allora, noi stiamo vedendo che oggi, per assurdo, in molti casi il lavoro non è neanche più in grado di portare fuori la persona da quella che è la fascia di povertà. Quindi le condizioni sono anche soprattutto economiche. Anche nella durata del lavoro, i part-time, il lavoro irregolare, il lavoro nero, sono tutti aggettivi che adesso accompagnano il lavoro, le morti e gli incidenti sul lavoro. Sono tutti aggettivi, quindi il lavoro pericoloso. Accompagnano troppo spesso il termine lavoro, no? Quindi se dobbiamo ragionare sul lavoro, quello che un po' lascia l'amaro in bocca è che negli ultimi 15 anni si è sempre intervenuti sul lavoro proprio partendo dalla logica che è il decreto che determina il lavoro, che crea il lavoro. Quindi l'uomo solo a comando ha sempre deciso che cosa fare col lavoro e ha posto quello che è l'impianto legislativo, e su dopo le conseguenze le stiamo pagando noi oggi. E adesso il lavoro chi lo fa? L'azienda?
Il mercato del lavoro così il mercato del lavoro lo fa l'azienda, ma lo fa il sistema. Se io vado a vedere alcuni dati di sistema che sono indicatori che a mio parere sono importanti da tenere presente, e ne cito 3. Il primo è quello della produttività. Se vado a vedere il lasso di tempo che va dal 2010 al 2016-17, nel nostro paese la produttività è aumentata dell'1,7%. Quelli che sono i nostri competitor più diretti, cioè i tedeschi, la Germania, è cresciuta del 7,2%. Partiamo dello stesso periodo. Altro dato, la competitività, quindi la competitività del sistema paese e della capacità delle imprese di essere competitive. Noi non dobbiamo mai dimenticarci che siamo una realtà manifatturiera alla seconda d'Europa, no? Per cui questi indicatori sono essenziali per noi. Guardiamo la competitività, la Germania, la Francia, che è cresciuta meno, è cresciuta del 15%, il Regno Unito è cresciuto del 15%, la Germania è cresciuta per di più del 18%, l'Italia è cresciuta dello 0,4%, del periodo che va dal 2001 al 2017. Questi sono dati Istat. E non guarda la Spagna. Perfetto. E la Grecia. Ed è collaterale al periodo in cui comunque chiunque ha voluto intervenire sul lavoro per decreto, perché si doveva sistemare il lavoro. Forse il primo aspetto che mi aspetterei o ci aspettiamo in prospettiva è che si ragioni un po' più della qualità del lavoro e si ragioni soprattutto in merito a costruire dinamiche di lavoro che possono essere a un certo punto anche assunte assieme a quelli che il lavoro lo vivono quotidianamente, cioè le parti sociali. Noi dobbiamo ritornare a quel tipo di sistema, di meccanismo, perché finché siamo lontani da quel tipo di meccanismo non faremo altro che fare leggi. E ultimo esempio, ultimo trimestre dell'anno le disoccupazioni, il 50% erano contratti a tempo determinato. Quindi è vero che il decreto dignità ha spinto chi aveva bisogno a rafforzare il rapporto con i tempi indeterminati, ma è altrettanto vero che le dinamiche legislative dentro nel decreto e le incertezze hanno spinto molte aziende a non riconfermare o rinnovare determinati contratti. Chiaro. Quindi questo è emblematico di quello che dicevo, queste cose qua dobbiamo farle assieme e non si possono fare per decreto, perché il lavoro per decreto. Ultimo dato, che a mio parere parliamo di lavori digitali, no? Il digitale dovrebbe essere il nostro futuro. Lei mi chiedeva come la vedo in prospettiva. Il nostro futuro, se è il digitale, l'Italia si colloca tra i 28 paesi dell'Unione Europea sulla digitalizzazione 25esima. Allora queste sono le cose che mi spaventano, perché quando le dinamiche legate alla produttività, alla competitività, alla digitalizzazione non sono governate, il rischio è che si ritorni a costruire e fare il lavoro sul costo del lavoro, riducendo quello che è la dignità della persona, perché oggi non si può più svalutare la lira e purtroppo in molti casi la tendenza è a cercare invece di svalutare il valore della persona. Allora è vero che ci sono condizioni in cui bisogna aumentare quella che è la capacità competitiva, trovando anche lavoratori che siano in grado di riqualificarsi, ma purtroppo ci sono molte dinamiche che in maniera collaterale lavorano creando una competizione che è una competizione di basso profilo. Allora su questo sicuramente quella che è stata un po' la scelta che è stata fatta anche negli ultimi anni di allentare tutta la dinamica dei controlli al sommerso. Dopo entriamo anche nello specifico, sì, quello che sono. Purtroppo è una dinamica che la stiamo pagando perché non aiuta le imprese che cercano invece di governare la competizione in maniera leale e corretta. Ultima cosa che io vedo necessaria in una prospettiva è quella che bisogna portare le dinamiche legate alla partecipazione sul lavoro più vicine ai luoghi di lavoro. E io trovo che sia stata giustissima una scelta fatta anche dal precedente governo di defiscalizzare quelli che sono a un certo punto i valori legati alla produttività e i valori legati anche a un certo punto alla contrattazione territoriale oppure di prossimità, perché mette in condizioni le imprese e i lavoratori di condividere un percorso che li aiuta a essere più capaci ed efficaci di competere in un sistema che è diventato molto più difficile, dove il sistema Stato non sta aiutando. Questo è un altro problema. Allora, torniamo su questi temi, un brevissimo break pubblicitario, così dopo posso dare più spazio agli altri interlocutori, tra poco.